passa e incede la sezione di Treviso. Il conto alla rovescia è ormai scattato e tra qualche ora verrà dato il via ufficiale alla 92esima adunata degli alpini. Sono circa 2000 le penne nere trevigiane che si stanno preparando alla partenza per festeggiare all'ombra della Madonnina un'adunata che per gli alpini ha un significato speciale, quella del centenario di fondazione dell'ANA. Tutto è pronto ed organizzato in quelli che saranno i campi base delle penne nere trevigiane. Il grosso sarà su alla Fiera di Rho, dove ci saranno gli alloggi collettivi, e per quanto riguarda gli accampamenti, camper e quant'altro, zona San Siro. Una grande città metropolitana, Milano, sicuramente più dispersiva nella logistica di tante altre che hanno accolto gli alpini. Per questo, nonostante l'importanza storica della ricorrenza, le previsioni degli arrivi non puntano nemmeno ad eguagliare il record di Treviso del 2017. Prevediamo circa 400.000 persone, Treviso sono stati 650.000 nei 3 giorni. La zona dove ci sarà la dunata sarà Piazza Duomo, tutta la parte del Duomo, Castello Sforzesco e il parco. E questa giornata di vigilia le penne nere trevigiane hanno voluto onorarla con i più piccoli, ottemperando uno dei cardini dell'ANA, che è proprio quello di fare cultura e di insegnare alle giovani generazioni la storia ed i valori del territorio. Eccoli quindi in visita ai luoghi della Grande Guerra con gli alunni dell'elementare Foscolo di San Gaetano. È giusto che i bambini capiscano già dalle elementari soprattutto il territorio in cui vivono e poi cosa è successo in questo territorio. Un popolo senza radici non ha futuro, quindi è nostro volere e compito di cercare di aiutare questi ragazzi a crescere con una identità. Quindi per questa cosa noi facciamo queste cose all'interno delle scuole e non solo.